Al via stamani l'evento che il sindaco di Agrigento ha voluto dedicare alla nomina di Agrigento capitale della cultura, invitando i sindaci delle 10 città finaliste del concorso per l'anno 2025. Il tema in oggetto, città e progetti in rete. Il primo appuntamento è stato proprio al Teatro Pirandello e ha visto purtroppo una ridotta partecipazione del pubblico che degli attori stessi, dell'istituzione pubblica. Ha portato il saluto il prefetto di Agrigento Romano, anche i sindaci della provincia mancavano quasi del tutto. Si è notata anche l'assenza dei parlamentari agrigentini e dei consiglieri comunali, solo in pochi erano presenti al teatro e solo qualche assessore della giunta Miccichè. Un evento poco pubblicizzato di cui se ne è saputo notizia solo un giorno fa ed è stato finanziato dall'assessorato ai beni culturali con circa 40.000 euro. L'evento vedrà tra gli altri appuntamenti anche una cena all'interno della Valle dei Templi stasera con la degustazione dei prodotti tipici della valle, Diodoros. Quindi l'evento clou della domenica, l'atterraggio del tricolore con il reggimento carabinieri paracadutisti Tuscania e cerimonia ufficiale della donazione del tricolore alla città di Agrigento. Oggi è un giorno importante, come dicevo poco fa, si è concretizzato il mio desiderio che ho lanciato dopo la proclamazione del 31 marzo a Roma, e cioè io ho lanciato un appello ai 9 sindaci delle città finaliste di fare un unico gruppo, di andare avanti insieme, di fare quella rete proprio turistico-culturale, in modo che il 2025 deve vedere tutte le 10 città italiane impegnate come se fossimo un'unica capitale. È iniziato ieri pomeriggio con la visita alla Colimpetra, un luogo fantastico, e ringrazio anche il FAE sia per l'ospite e per averci ospitato, ma anche per come sono riusciti veramente a realizzare quello che hanno fatto in questo giardino che, ricordate bene, tantissimi anni fa era abbandonato. Adesso è un luogo fantastico, abbiamo colpito già ieri sera, stamattina ci sarà quindi questa conferenza con le proiezioni dei 10 video delle 10 città, ci saranno i vari interventi dei vari sindaci. Oggi pomeriggio ci sarà una visita guidata, prima la mostra nella caserma dei Carabinieri, quindi poi una visita guidata al centro storico, cattedrale, Mudia, Lucchesiana, Santa Maria dei Greci e poi Casa Barbadoro. Domani si concluderà la giornata con l'avio lancio dei paracautisti dei Carabinieri che scenderanno dall'alto porteranno il tricolore a me sindaco, ma a tutti i 9 sindaci, anche i sindaci della provincia di Agrigento che sono presenti sia oggi che domani, e quindi alla fine la giornata termina con la visita alla Scala del Genone. Rappresenta una promozione turistica impressionante, perché capite bene, nel 2025 Agrigento promuoverà le 9 città e le 9 città promuoveranno Agrigento, quindi ogni mese dell'anno qualsiasi turista ad Aosta, Asti, Orvieto, Spoleto eccetera, saprà che ad Agrigento ci sono determinati eventi, e così viceversa il turista che verrà ad Agrigento saprà che in quel mese ci saranno gli eventi in una delle 9 città. Splendida iniziativa, noi dobbiamo ringraziare ovviamente l'amministrazione comunale di Agrigento, il sindaco Miccichè per l'ospitalità e per aver costituito davvero un format importante, un contenitore che spazia da Agrigento fino ad Aosta, che attraversa lo Stivale, perché questa esperienza, i dossier, le audizioni ci hanno insegnato che l'Italia, lo Stivale, ogni minimo frammento è un frammento di storia, di cultura e di tradizione. E noi dobbiamo continuare su questo solco e utilizzare questo format per promuovere i nostri territori. Quale sarà l'apporto, il sostegno del suo comune ad Agrigento, capitale della cultura 2025? Sarà un sostegno importante, avvieremo una serie di relazioni, ne abbiamo già parlato, e sicuramente condivideremo una serie di iniziative già oggi in questa occasione.